Ciao amiche ed amici e bentornati nel mio canale. In questo video parleremo di cornicioni, come stendere la pizza per avere un cornicione a canotto e come stendere la pizza per avere un cornicione da pizza classica. In tanti mi hanno chiesto di diversi metodi di stesura. Nel mio canale trovate un paio di video con alcuni metodi infallibili, ma in effetti Drufo, con il suo commento di qualche giorno fa, mi ha fatto notare che non ho mai spiegato la differenza fra cornicione a canotto e quello classico, per cui in questo video vi mostrerò la differenza di stesura per ottenere queste due tipologie diverse di cornicione. 65% di idratazione, 20 ore di maturazione e lievitazione. Partiamo quindi dalla stesura in stile canotto. Si parte schiacciando dal centro verso l'esterno del panetto, facendo attenzione a non schiacciare il bordo. Con le mani unite dovete spingere l'anidride carbonica intrappolata nella maglia glutinica e spostarla fino alla zona del cornicione. Qui allargo il disco in sicurezza, adottando una tecnica diversa dallo schiaffo. D'altronde per questo tipo di pizza non conta la dimensione del disco. La pizza verrà estesa per l'ultima volta dopo che i condimenti saranno aggiunti. Da un po' di tempo sto sperimentando il metodo pepe in grani, per cui condirò la pizza sulla pala per evitare di strapparla in fase di scivolamento. Meglio aggiungere un po' di farina sulla pala per fare questo. Partiamo col pomodoro, un cucchiaio e mezzo di passata, facendo attenzione a coprire tutto il disco con un movimento circolare, ma attenzione a non sporcare il cornicione. Poi la mozzarella, che in questo caso ho tagliato a listarelle sottili. Aggiungendo mezzo cucchiaio di pomodoro in più, quindi in totale un cucchiaio e mezzo, mi assicuro che la mozzarella non si distrugga in cottura, nonostante sia tagliata più sottile. Un po' di basilico, ovviamente fresco, appena colto dalla pianta, e poi il solito mix di pecorino e parmigiano che attirerà un sacco di critiche come al solito. Poi l'olio, che nel mio caso è un mix di olio extravergine d'oliva e olio di semi di girasole. Ora che ho finito con i condimenti posso finalmente allargare la pizza per far sì che il suo diametro sia leggermente inferiore a quello della pala. Non ho usato il metodo delle forbici con le mani alla Spock di Star Trek, ho semplicemente raccolto l'impasto da sotto facendo attenzione a non schiacciare il futuro cornicione. Passiamo quindi ora alla cottura. Forno al massimo, biscotto saputo come pietra, e in 62 secondi la pizza è pronta. Osservate come si gonfiano le bolle, che poi ovviamente si bruceranno per prime, essendo in quel punto la pasta troppo sottile. Vedete come fuma? È incredibile ragazzi, con 260 grammi di impasto la cottura è leggermente superiore ai 60-62 secondi. Ovviamente con il forno al massimo e la pietra ben riscaldata. È importante preriscaldare il biscotto perché impiega più tempo ovviamente a raggiungere la temperatura e può perdere qualcosa tra una pizza e l'altra. Conviene sempre farla arrivare intorno ai 480 gradi almeno. Ci siamo quasi. Ed ecco qui. Ditemi se vi piace. Allora ragazzi, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campana per non perdervi nemmeno uno dei miei prossimi video. Fatemi una domanda in un commento e la risposta potrebbe far parte del prossimo video. Vedete il cornicione molto pronunciato. Nel mio caso ho deciso di non fare una pizza molto piccola per avere il cornicione ancora più grande, perché almeno avrei voluto mangiare un po' di condimento. Questo è il sotto, vedete? Colorato quanto basta. Ed ora la leggendaria prova del taglio. Pizza morbidissima, cornicione mediamente grande, ma alveolatura, vediamo, enorme. Sì, guardate lì, che buco. Sono davvero molto soddisfatto, ma passiamo ora alla stesura della pizza classica, quella a ruota di carro in stile Michele a forcella, tanto per capirci. È una pizza col cornicione basso perché la maggior parte dell'impasto viene usato per aumentare il diametro della pizza. Come per la pizza di prima, anche questo panetto pesa 260 grammi, quindi è un peso inferiore a quello in realtà di Michele a forcella. E anche in questo caso ho cominciato la stesura dal centro per distribuire l'impasto in maniera equilibrata in ogni punto. Anche se il cornicione sarà più piccolo, non va comunque schiacciato.
A differenza della pizza di prima, procedo con una stesura a schiaffo, quella classica napoletana. Lo faccio per raggiungere un diametro maggiore in pochissimi secondi. In questo punto l'impasto sembra essere troppo sottile, meglio renderlo più forte portando un po' di impasto da una zona più spessa. Questo è il trucco che si utilizza normalmente. Porto quindi la pizza sulla pala prima di aggiungere i condimenti, dopodiché procedo con la solita sequenza. Un cucchiaio e mezzo di pomodoro che stendo con il solito movimento circolare. Aggiungo poi la mozzarella tagliata a listarelle sottili, circa un'ottantina di grammi. Poi aggiungo qualche pezzettino di basilico qua e là, il solito mix di parmigiano e pecorino perché amo il rischio delle critiche, e infine l'olio con il solito movimento quasi a disegnare un 6. E ora vi mostro la differenza rispetto alla pizza di prima. Allargo la pizza fino a superare il diametro della pala stessa. Anche in questo caso avrei dovuto utilizzare il metodo delle forbici, anche soprannominato metodo Spock, ma nonostante ciò sono comunque soddisfatto del risultato. Notate che l'impasto pende di 1 centimetro sia a destra che a sinistra. Questo assicurerà una dimensione superiore al normale, come quella di Michele, ma sempre in proporzione al forno nel quale cuocerete la pizza. Finalmente la cottura! Rispetto ad una pizza più piccola è ovviamente più difficile girarla perché in un forno per pizza singola come ad esempio l'Ardore, il Rockbox o l'Unicoda è ovvio che urterà le pareti. Inoltre vi consiglio di cuocere questa tipologia di pizze con la pietra originale dell'Ardore in quanto raggiunge alte temperature più velocemente cuocendo il fondo della pizza molto prima. Questo è importante in quanto la pizza è più sottile e potrebbe rompersi mentre la si gira. Quindi in questo caso dopo circa 70 secondi la pizza è pronta. Non vi mostrerò tutto perché ad un certo punto mi sono incastrato con la pizza mentre tentavo anche di girare il video. Però vedete è a buon punto. Muovo la pala in questo modo per evitare di rompere la pizza che era troppo sottile e grande. Vedete infatti come si piega lì? Ed ecco la pizza! Rispetto all'altra è ovviamente più irregolare ma anche molto più morbida grazie alla sottigliezza data dalla particolare stesura. Ed ecco la leggendaria prova del taglio! Il cornicione sembra più compatto. Vediamo un pochino. Ed in effetti è meno alveolato. Questo perché c'è chiaramente meno impasto in questa zona, proprio come da tradizione. In quest'altra sezione del cornicione invece l'alveolatura è migliore, ma il cornicione rimane sempre piccolo, per lo stesso motivo, vedete? Sono soddisfatto anche di questa tipologia di pizza. Se dovessi scegliere tra le due, forse dal punto di vista del sapore preferirei la seconda, però dal punto di vista estetico in assoluto la prima. Dito su se vi è piaciuto il video, altrimenti commentate lasciandomi una domanda e questa domanda sarà l'argomento per il prossimo video, per cui il protagonista del prossimo video sarai proprio tu. Iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campana per ricevere le notifiche e non perdervi nemmeno uno dei miei prossimi video. Ricordate che sono su Facebook come Impasto in Fuga e su Instagram come Gigio Pizza. E infine ricordate che c'è il mio corso di pizza casalinga su Udemy, The Art of Pizza Making, un corso in inglese e spero presto disponibile anche in italiano. Ciao e alla prossima! We want to eat pizza. The room for pizza is always there, but your eyes are wide open for pizza. Ehi, dove andate? Stavo scherzando. Allora, mettete un like per farmi fare altri video, mi lasciate un bel commento, vi iscrivete al mio canale e cliccate sulla campana per le notifiche. Poi vi iscrivete al mio corso di pizza su Udemy, il link lo trovate nella descrizione, è in inglese. Poi mi seguite su Instagram come Gigio Pizza, su Facebook come Impasto in Fuga e qualunque pizza pubblichiate ricordate di usare l'hashtag Gigio Pizza. Ciao e alla prossima!